Noi abbiamo bisogno certo del decreto sicurezza, di alcuni degli strumenti che lì dentro sono contenuti, poi abbiamo bisogno degli altri strumenti che ci consentano di fare il nostro lavoro, tra virgolette, nuovo lavoro, nel senso che anche che, come possiamo dire, stiamo lavorando anche noi sindaci su questo argomento, perché oggi credo che sia una consapevolezza maggiore del fatto che sicurezza, prevenzione della criminalità, eccetera, eccetera, non sono un compartimento stagno a parte rispetto alla tutela dell'ambiente, faccio qualche esempio, il decoro e una serie di altre situazioni. Il sociale, le situazioni di carattere sociale, c'è una compenetrazione forte di questi aspetti diversi. Oggi credo che ci sia la cultura per rendersi conto del fatto che c'è una compenetrazione forte e quindi occorra una visione di tipo globale e complessiva, nella quale occorre avere persone che si dedicano a determinate situazioni con cognizione di causa, ed ecco perché la formazione è fondamentale, con la consapevolezza dei fenomeni, di come i fenomeni si radicano, e contestualmente con alcuni strumenti di cui i singoli attori all'interno di questa partita complessiva diciamo, su cui possono contare, che sono oggi degli strumenti sicuramente utili ma incompleti. Oggi mancano alcune cose, mancano determinati interventi legislativi, dallo sblocco del turnover, appunto come si diceva prima, la rivisitazione, no, della polizia municipale nel suo complesso, la polizia locale nel suo complesso, insomma una serie di situazioni che non vado a ripetere, su cui noi continueremo a fare questa battaglia. La richiesta da cittadino alla polizia municipale e ai relatori, ovviamente, che sono assolutamente molto qualificati, è naturalmente quello di aiutarci insieme proprio però nella cosa base, secondo me, la creazione della cultura della legalità, e cioè la cultura del rispetto delle regole come o meglio, fare in modo che il rispetto delle regole sia la norma, la normalità, in qualunque tipo di occasione, per qualunque regola. Questo credo che potrebbe aiutarci, lo abbiamo visto in tantissimi altri settori, che non sono quelli della sicurezza, ma in tantissimi altri settori siamo riusciti, grazie a questa operazione, diciamo così, di introduzione di una cultura specifica, siamo riusciti anche a risultati straordinari senza grande fatica. Penso a, non me ne vogliate perché non c'entra granché, ma penso alla raccolta differenziata nel comune di Belluno. Oggi il comune di Belluno spicca in vetta a tutte le classifiche nazionali e alla fine lo sforzo della polizia municipale c'è lo sforzo della società di gestione, ma non crediamo che siano sforzi così incredibili, no, per riuscire a mantenere questi livelli, questi standard, che ci portano addirittura ad avere le tasse più basse d'Italia sulla raccolta differenziata. Perché? Perché si è creata una cultura, in 15 anni si è creata una forte cultura, e oggi io dico sempre il valore aggiunto di Belluno è che se butti la buccia di banana per terra ti richiamano 4 signore, ti inseguono e te la ridanno in mano. Insomma, questo è il nostro valore aggiunto, e quindi credo che la cultura della legalità sia proprio quello di cui abbiamo bisogno. Quindi sono molto soddisfatto del fatto di poter ospitare questo seminario, vi auguro ovviamente buon lavoro e grazie per l'opportunità.